bentrovati da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Migranti e il caos a Porto Empedocle, centinaia di rifugiati tentano la fuga. A Catania in 600 provenienti da Lampedusa, il direttore della Croce Rossa Schintu, riattivare le navi per i soccorsi in mare. Incendio questa mattina a Palermo, le fiamme hanno investito un centro di assistenza ai senza tetto, ustionato un anziano, è in gravi condizioni, il rogo domato da diverse squadre dei vigili del fuoco, traffico in tilt in città. Landini a Palermo, se il governo non ci ascolta su riforma fiscale e lavoro, ha dichiarato non escludo lo sciopero generale. A Messina da 2 giorni senza acqua si sta ripristinando l'erogazione, ma sono diverse le zone dove i rubinetti sono a secco, tante le proteste dei cittadini. Gela si è incatenato davanti al tribunale per essere reintegrato al lavoro. Il suo rifiuto di eseguire una disposizione aziendale è servito a evitare un pericoloso inquinamento. Catania sporca, Piazza Lanza sempre più nell'abbandono, con rifiuti ovunque, erbacce e foglie che ricoprono strada e marciapiede. Fest 2023 a San Vito Lo Capo, il couscous riunisce i continenti, 8 team di chef si contendono il titolo di campione del mondo. Calcio, il Catania fa festa con Di Carmine, il bomber con una doppietta tra Scine Rossazzurri e la prima vittoria in campionato, 2-0 al Picerno. Ancora buongiorno da Sicilia 24, apriamo il nostro telegiornale occupandoci della situazione dei migranti che è davvero estremamente al limite a Porto Empedocle, dove gli oltre 1.300 migranti che attendono di essere trasferiti hanno dato in escandescenze, ci sono stati dei tafferugli, una lite, un agente è anche rimasto ferito, ma in questo momento proprio la macchina dei trasferimenti si è inceppata. E poi c'è Catania che ha ricevuto, che ha accolto i circa 600 migranti che invece sono stati trasferiti da Lampedusa, ma sentiamo tutto nel servizio di Lorena Dolci. Al porto di Catania stanno sbarcando 600 migranti trasferiti da Lampedusa a bordo di questo traghetto della Siremar. Noi non possiamo avvicinarci oltre, ma siamo riusciti a vedere questi ragazzi che sono giovani, giovanissimi, e ci dicono che ci sono tra di loro anche tanti minori. Ognuno di loro riceve un sacchettino di viveri da parte della Croce Rossa, viene identificato, fotosegnalato e poi a bordo dei bus, spesso bus di linea, vengono trasferiti al centro di accoglienza di Via Forcile. La procedura si svolge regolarmente e senza intoppi. Stanno tutti bene, conferma il comandante della nave. Nei loro volti provati si legge la gioia per la conquista di questa seconda tappa, per nulla scontata. Tanti altri sono rimasti invece bloccati a Lampedusa. La macchina dei trasferimenti, valvola indispensabile per alleggerire la pressione sull'isola, si è inceppata. Prima viaggi a Singhiozzo, poi il blocco deciso dalla prefettura di Agrigento. Un momentaneo stop agli spostamenti con il traghetto di linea dovuto al fatto che a Porto Empedocle è caos. In queste immagini vedete circa 1.200 migranti bloccati dentro le tensostrutture allestite al molo, presidiati dalle forze dell'ordine. Un centro che doveva servire alla pre-identificazione, dove in realtà i migranti rimangono per giorni sotto il sole, senza giacigli. Chiedono acqua, cibo, ma è qui che volevano arrivare. Italia, vieni! Aggrappati alle sbarre della recinzione, non stupisce che tentino continuamente di fuggire. Almeno un centinaio sono riusciti a fare perdere le proprie tracce. Altri crollano esausti a terra cercando un rettangolo d'ombra. Tutti vorrebbero partire al più presto, ma non è così semplice. Dopo l'incidente stradale di venerdì a Roma, in cui sono morti 2 autisti del bus di linea che trasportava migranti, le ditte di autolinee private non danno piena disponibilità a mettersi in viaggio verso il nord Italia, cosa che esaspera gli animi, aggiungendo altra tensione al caos dovuto al sovraffollamento. A Lampedusa ancora sbarchi questa mattina e all'hotspot c'è anche un bimbo di 3 anni trovato solo nel deserto da un migrante per il quale sta scattando una vera e propria gara di solidarietà. Il direttore della Croce Rossa Italiana Schintu ha dichiarato non si possono fermare le partenze ma è necessario riattivare le navi per i soccorsi in mare. Emanuela Corsi.
All'hotspot di Contrada Imbriacola questa mattina sono più di 1100 gli ospiti. Tra questi c'è anche un minore non accompagnato di 3 anni circa. Il piccolo migrante è stato ribattezzato l'orfano del deserto. Nessuno sa il suo nome né la sua provenienza. A quanto pare è stato trovato nel deserto da un ragazzo che l'ha visto completamente solo, se ne è preso cura, l'ha protetto e l'ha portato qui a Lampedusa. Intanto sull'isola, dopo la visita di Meloni e von der Leyen, prende il via oggi l'assemblea permanente in Piazza della Libertà. Ad organizzarla sono gli stessi isolani che negli ultimi giorni hanno protestato per scongiurare la creazione di una tendopoli all'ex base Loran. L'obiettivo dell'assemblea è creare un documento unico e condiviso su sanità, scuola, cultura, spazi e servizi per bambini anziani, lavoro, pesca, turismo, edilizia, trasporti, gestione della nettezza urbana. Per il direttore della Croce Rossa, Ignazio Schinto, intervenuto questa mattina a Buongiorno Sicilia, la popolazione è stanca. Speriamo che le cose migliorino proprio per evitare che ci siano questi malesseri, ma soprattutto queste contestazioni. Per Schinto il governo dovrebbe riattivare le navi per soccorrere i migranti. La cosa che si dovrebbe fare subito è sicuramente riattivare le navi per i soccorsi in mare, proprio perché la situazione è veramente critica ed è giusto che chi sta in mare venga soccorso. Sul blocco delle partenze legali però Schinto mostra le sue perplessità. Fermarle credo che sia quasi impossibile, ci vogliono sicuramente accordi con i paesi di provenienza. Voltiamo pagina, incendio questa mattina a Palermo, le fiamme hanno investito un centro di assistenza ai senza tetto, ustionato un anziano e in gravi condizioni. Impegnate oggi diverse squadre dei vigili del fuoco con la città per quanto riguarda il traffico in tilt. Marco Gullà. Paura questa mattina a Palermo per un incendio divampato nel centro Padre Colbe in Corso dei Mille. Un uomo è rimasto ustionato. Le fiamme sono partite da alcune sterpaglie, come vediamo da queste immagini. La persona rimasta ferita da una fiammata è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata al pronto soccorso più vicino. L'uomo ustionato, un palermitano di 78 anni, ha riportato gravi ferite. I vigili del fuoco l'hanno trovato riverso nel terreno. Pare stesse facendo pulizia delle sterpaglie nella zona e le fiamme lo hanno improvvisamente travolto. Ha riportato bruciature in tutte e due le gambe. Le sue condizioni sono abbastanza gravi. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per fronteggiare l'incendio che minacciava il centro e anche alcune abitazioni. Il traffico nella zona è andato in tilt. Una notizia, un incidente mortale la scorsa notte sulla strada statale 115 nel tratto Mazara del Vallo, Campobello di Mazara. A perdere la vita è stato Bruno Festeggiante, 52 anni, di Mazara del Vallo, che era alla guida di una auto, un Alfa Romeo 156 in direzione Campobello di Mazara. In una curva la sua auto è finita contro il guardrail. Per estrarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano. Il segretario generale della CGIL Landini a Palermo in vista della manifestazione nazionale del 9 ottobre a Roma non ha usato mezzi termini nell'anticipare nuovi possibili manifestazioni sindacali. Ha detto se non dovesse appunto ascoltarci il governo su riforma fiscale e lavoro non escludo uno sciopero generale. Il servizio. I giovani fuggono dalla Sicilia, così come i migranti arrivano sull'isola ma poi vogliono andare via in altri paesi per le poche opportunità di lavoro che trovano qui. Il segretario generale della CGIL Maurizio Landini chiama a raccolta a Palermo gli iscritti. Basta precariato, sia una giusta riforma fiscale, no all'autonomia differenziata, a tagli sulla sanità. E se il governo non ascolterà il sindacato su riforma fiscale e lavoro, non esclude lo sciopero generale. Landini anticipa infatti che la CGIL proporrà alle altre organizzazioni sindacali di mobilitarsi e di arrivare a forme di sciopero. Landini si è soffermato sulla fuga dei giovani dalla Sicilia, 190.000 quelli che sono andati via per cercare lavoro altrove. Se andiamo a vedere i numeri sono di più i giovani italiani che se ne stanno andando all'estero che gli stranieri che vengono nel nostro paese, che poi tra l'altro passano dal nostro paese per andare da altre parti, generalmente non per fermarsi da noi viste le condizioni gravi sostanzialmente che ci sono. E in più stiamo invecchiando, si sta invecchiando, io credo che questo sia un altro tema, cioè se si vuole fare ripartire, come si dice, le nascite e valorizzare i giovani,
bisogna che i giovani abbiano la possibilità di essere pagati, di fare un lavoro dignitoso e di poter utilizzare la loro intelligenza per far crescere questo paese, cosa che non sta avvenendo. Basta dunque precarietà e leggi che Landini definisce balorde. Il segretario della CGIL tuona anche su fisco e pensioni. Il governo Meloni, conclude, punisce i poveri e non fa nulla per combattere l'evasione fiscale, solo incontri che finora non sono serviti a nulla. Andiamo a Messina, che per 2 giorni e da 2 giorni sta soffrendo per la mancanza dell'acqua in diverse zone. In alcune comunque manca, in altre è stato ripristinato il servizio. Sono tante le proteste dei cittadini. Francesco Triolo. È stato un weekend difficile per Messina e anche oggi 3/4 di città è rimasta ancora senza acqua. L'ultima crisi idrica, durata un paio di giorni, è stata causata da un guasto elettrico all'acquedotto di Fiumefreddo dovuto ad un fulmine che ha danneggiato la centralina. La riparazione è avvenuta soltanto ieri in tarda serata, in nottata è ripartita la distribuzione di acqua, ma ancora insufficiente a raggiungere i serbatoi cittadini anche per la presenza di bolle d'aria nella conduttura. Penalizzate soprattutto le zone del centro-nord città, da Camaro al viale Regina Elena al rione Annunziata, sino alla litoranea, Paradiso, Torrefano, le zone più alte della città, tanti i condomini che sono rimasti a secco. Noi oggi sono 4 giorni che non arriva acqua, completamente un goccio d'acqua, e se io abito a Terzo Piano me ne devo andare in giro a cercare l'acqua con i bidoni e cose, perché purtroppo ho pure 2 cani che li devo pulire, che fanno i suoi bisogni continuamente. Mare, fino a stamattina, fino ad adesso che sto parlando con lei, non ne abbiamo. Io abito qua a San Nicandro, 15 nel complesso dei Carabinieri. Non arriva proprio l'acqua? Niente, completamente. I rubinetti apro l'acqua, non arriva neanche una goccia. E da 6 giorni che manca l'acqua. Come avete fatto? Come facciamo? Riempiamo i bidoni alla fontana pubblica. Non c'è l'acqua perché 3 giorni che non arriva acqua. E quindi acqua non ce n'è. Siamo con la barba in faccia, sporchi. L'AMA ha parlato di un evento imprevedibile, quello del fulmine sulla centrale di Fiumefreddo, gestito in appena 24 ore. Ricordi progetti da 21 milioni di euro che partiranno ad ottobre per l'ammodernamento della rete idrica cittadina. Ma è stata un'estate davvero pesante per i messinesi. Ma diciamo che quest'estate ci sono stati diversi problemi. Primo l'inquinamento da gasolio, quindi questo ha provocato ovviamente un disagio. Ci sono state delle riparazioni urgenti, anche quelle spesso imprevedibili, e quindi questo ha comportato ovviamente la diminuzione della nostra regolare erogazione, e poi anche un apporto minore proprio di acqua. I disagi non sono finiti, ma si cercherà di gestire l'emergenza con l'obiettivo di ridurli al minimo. Venne licenziato 3 anni fa per non aver rispettato un ordine dei suoi superiori, ma una sentenza stabilì che lo aveva fatto per evitare un grave inquinamento. Oggi l'uomo si è praticamente incatenato davanti al tribunale di Gela e ha minacciato di darsi fuoco. Chiede che venga rispettata la sentenza che lo reintegra al lavoro. Gerry Italia. Io ho fatto sempre il mio dovere. Sempre. Purtroppo mi minacciavano di buttare gasolio in mare e io mi sono rifiutato. E per questo mi è arrivato il licenziamento. Si è presentato questa mattina davanti a Palazzo di Giustizia con un piccolo bidone con dentro della benzina, si è legato una catena al collo e ha iniziato la sua protesta silenziosa. Salvatore, comandatore capobarca del servizio guardiafuochi della società Archimede, che si occupa della sicurezza del porto Isola Eni, chiede che venga rispettata la sentenza che lo reintegra nell'azienda dalla quale è stato licenziato 3 anni fa. I fatti risalgono al 2020, quando l'Archimede licenziò comandatore perché è ritenuto responsabile di non aver rispettato un ordine impartito dai 2 capiturno. Il capobarca si sarebbe rifiutato di aspirare e mettere in appositi bidoni l'acqua della sentina della motobarca Liberante. Comandatore disse no e denunciò l'illegittimità del licenziamento. Nel corso della raccolta delle prove venne così valutata la mancanza delle condizioni di sicurezza, nonché l'assenza dei necessari dispositivi di protezione individuale, ma soprattutto che Comandatore si sarebbe rifiutato di versare in mare l'acqua di sentina contaminata da gasolio per evitare un pesante inquinamento. Il tribunale gli diede ragione, disponendo il risarcimento dei danni e la reintegra, ma oggi nulla si è mosso e per questo il capobarca oggi ha scelto di protestare platealmente. Io sono qua stamattina per far rispettare questa sentenza, ma purtroppo il mio datore di lavoro non ne vuole sentire. Io ho avvisato chi è di competenza.
Oggi che cosa chiedi qui davanti al tribunale? Il reintegro immediato. Sul posto la polizia e i carabinieri, oltre che l'associazione antiracket che dall'inizio segue la vicenda del lavoratore. L'azienda nel frattempo rimanda al mittente le accuse del capobarca e attende la nuova udienza che si celebrerà a metà ottobre. Ci fermiamo adesso per una breve pausa, torniamo tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale per la serie Catania sporca. Le vostre segnalazioni al numero WhatsApp ci portano oggi in Piazza Lanza, sempre più nell'abbandono, con rifiuti ovunque, verde che si limita solo alle erbacce, alle foglie che ricoprono la strada e il marciapiede. Tonino De Mana. Da un lato quel che resta di un cestino dei rifiuti, dall'altro i rifiuti che traboccano dal cestino. Scene di ordinario degrado che a Catania sono ormai consuetudine e poco importa se si parla di centro o di periferia. Le immagini che vedete sono state girate a Piazza Lanza, esattamente davanti al carcere, dove non si arresta il decadimento di una zona che da anni è abbandonata a se stessa. E sono tanti i messaggi dei nostri telespettatori che si rivolgono al numero di WhatsApp 342 74 55005 per cercare di risollevare le sorti del quartiere. In Piazza Lanza arbusti al posto del verde e rifiuti ovunque. Occorre intervenire al più presto e i cittadini, se vogliamo bene la nostra Catania, denunciamo. Un messaggio rivolto alla gente e anche alle istituzioni, perché cambiano le amministrazioni comunali ma non cambia l'aspetto della piazza, sempre più desolata e sporca. Da queste parti il verde è rappresentato dalle erbacce di aiuole incolte, dalle foglie che ricoprono ogni cosa, persino le strisce blu, e dagli alberi i cui rami arrivano sui balconi delle abitazioni come in via Salvatore Paola. Tra cartacce, vetro e plastica c'è anche un pneumatico in bella vista che un passante è lesto ad indicarci. Ci vuole una forma di educazione dalla base oppure un poliziotto per ogni persona. C'è la gente che usa passare con i cani, ovviamente lasciano le feci normalmente, nessuno le raccoglie, poi anche raccogliendole non sanno dove buttarle perché non ci sono i cestini. Foglie disseminate ovunque che in caso di pioggia rischiano di provocare anche rovinose cadute. Il pericolo maggiore è proprio questo, specialmente gli anziani, ma anche anch'io, perché non sono neanche tanto giovane, riesco, però poi ci sono buchi e cose varie. La Catania ormai è diventata proprio uno schifo completamente. Continuate a segnalare storie di ordinario degrado. Insieme potremo dare un contributo per rendere Catania più vivibile e soprattutto più pulita. Andiamo a San Vito Lo Capo, siamo nel Trapanese dove si sta tenendo il Fest 2023 con il couscous che riunisce il mondo. 8 team di chef infatti si contendono il titolo di campione appunto del mondo. Laura Spanò. Continua a San Vito Lo Capo il Couscous Fest 2023, l'evento che fa incontrare mondi diversi, che mette insieme il buon cibo dove puoi trovare tanto divertimento e grandi emozioni. E questa è la miscela di ingredienti, assieme alla semola regina di questo evento, che trova in un lembo di terra circondato da 2 riserve naturali, un mare cristallino e la sua sabbia bianca, la sua location ideale. San Vito Lo Capo ritorna ad essere il luogo dove il couscous incontra il mondo, dove si sceglie la pace e si dà il benvenuto alla diversità. 8 le squadre di chef in gara provenienti da Algeria, Israele, Italia, Marocco, Palestina, Tunisia e per la prima volta Messico e Portogallo. Sarà una giuria tecnica e una popolare che degusterà i piatti e decreterà il campione del mondo di couscous 2023. E tra uno spettacolo e l'altro intanto arrivano le prime premiazioni. È il palermitano Benedetto Di Lorenzo, che lavora come capopartita al Bleu Restaurant Lange a Locarno in Svizzera, il campione italiano di couscous Conad. Di Lorenzo si è imposto sugli sfidanti con una ricetta dal titolo Rientro in Sicilia. Una menzione speciale invece della giuria tecnica è andata a Giulia Nappi della scuola alberghiera Elis di Roma per la sua ricetta estremamente innovativa dal titolo Facciamo alla romana. La 26ª edizione del Couscous Fest si chiude domenica 24 settembre. Ha 16 anni ma è già un potenziale campione del tennis italiano. Ve lo presentiamo, si chiama Federico Cina, è palermitano, ha raggiunto la semifinale degli US Open Junior. Il suo sogno è quello di arrivare tra i primi 10 tennisti nel nostro paese. Marco Gullà.
Un nuovo capitolo di quella che ha tutti i contorni di una favola. Federico Cinà, giovane tennista palermitano tornato da una grande esperienza agli US Open Junior, prosegue il suo grande percorso di crescita. Il palermitano è andato vicinissimo al raggiungimento della finale, ma può comunque sorridere per un'esperienza pazzesca. Giocare uno slam junior e arrivare in semifinale è segnale che il percorso per diventare un campione è quello giusto. Il passante vincente di Cinà, la vittoria più importante della giovane carriera dell'azzurro. L'esperienza di stare in tribuna sicuramente mi è servita, però stare in campo è ovviamente molto più bello, è un'esperienza indimenticabile e spero di farne tante altre. Federico, chiamato da tutti pallino, si allena al Country Time Club di Palermo sotto lo sguardo attento del papà, che è anche il suo coach, un lavoro di sinergia. Ad oggi riusciamo bene a scindere le due cose, allenamento al country e casa papà è un altro discorso, perciò fino ad oggi ti posso dire che è meraviglioso. Il primo passo e spero ce ne saranno tanti altri. E sì, devo continuare a lavorare bene come sto facendo e i risultati arriveranno. Cinà ha un sogno nel cassetto, scopriamo quale. Quest'anno vorrei chiudere top 10 per poi avere 10 credo wild card challenger, quini iniziare da lì. E noi ci fermiamo ancora, un'altra pausa, poi ci occuperemo della vittoria in campionato del Catania. Ci occupiamo del Catania, dunque del calcio di Serie C, in chiusura del nostro telegiornale. Vittoria dei rossazzurri sul Picerno ieri, 2-0 davanti a più di 17.000 spettatori. La doppietta di Carmine vale i 3 punti. Giovedì, tra l'altro, i rossazzurri saranno nuovamente in campo a Monopoli. Sentiamo Marco Carli. Il Catania fa quello che serviva, vincere. Partita vivace con il Picerno, squadra di valore, ben guidata. I talenti rossazzurri da Chirico a Di Carmine hanno avuto la meglio. È ovvio che vincere fa sempre piacere, dobbiamo magari imparare a gestire il risultato, il vantaggio, nel senso che dopo il vantaggio abbiamo un po' smesso di provare a giocare, abbiamo usato le ripartenze, comunque abbiamo giocatori, come avete visto, di una certa qualità, che meno male che li alleno io e che li abbiamo noi. I rossazzurri cominciano forte con un buon ritmo, ma il primo vero pericolo un po' casuale lo crea il Picerno. Poi passa il Catania, grande giocata di Chirico per Di Carmine che fa vedere di essere un attaccante di categoria superiore. Movimento giusto, stop e tiro, 1-0. Il gol sblocca definitivamente gli etnei che però rischiano nel secondo tempo. A inizio ripresa entra Emanuele Esposito e i lucani tornano a dare fastidio. Qui arriva la parata decisiva di Livieri su Murano, bravissimo il portiere. Poi entrano Buà, buono il suo impatto, e Ladinetti che fa meglio della gara con il Crotone. 3 minuti di fuoco per il Catania con Marsura protagonista, con Di Carmine che colpisce una traversa e poi di nuovo la premiata ditta come per la prima rete. Chiricò serve Di Carmine che segna ancora. Per me il gol, come sempre detto, è tutto, è una linfa che mi dà voglia anche spinta di far meglio. Ringrazio i miei compagni perché oggi mi hanno messo in condizione di fare quello che so fare. Nel finale il Picerno prova ad accorciare ma non riesce. Adesso Monopoli, dove ci sarà un nuovo centrocampista. Palermo ha rescisso il contratto, si guarda al futuro e al progetto da portare avanti. Che sono venuto qui con grande voglia, con grande spirito e poi devo ripagare la gente per l'affetto che mi sta dimostrando. E dopo questa edizione del telegiornale, quindi fra pochi minuti, in onda Anteprima Corner, il nostro approfondimento del lunedì sullo sport. Si parlerà della vittoria del Catania con il Picerno e del mercato, vista la rescissione di Marco Palermo. Fari puntati anche sul Palermo, la squadra di Corini che continua a vincere in B, e sul Messina che giovedì tornerà nuovamente in campo contro la capolista Turris. L'appuntamento è fra poco con Anteprima Corner, condotto oggi dal collega Marco Carli, ma vi ricordo naturalmente che se c'è un'anteprima c'è ovviamente l'appuntamento con Corner. La puntata di questa sera alle 20:45 è tutta dedicata al Catania. Per il momento è tutto, Sicilia 24 tornerà questa sera alle 19.